Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio fare la pizza di patate. Si dice anche gatto di patate oppure gatè di patate, però sinceramente io am la pizza di patate, quindi però la faccio un po' diversa dal diciamo classico napoletano, diciamo la faccio a modo mio, va, diciamo così. Quindi ragazzi ho preso questa teglia che poi metterò la margarina dentro e il pan grattato per così le patate non zazzeccano, come si dice bello detto napoletanamente, non si attaccano, vabbè, è così. Quindi le patate, giustamente, io ho usato scamozza tagliata già a julienne, che l'ho fatta stesso io. Poi qua ci sta un misto di soffritto, quindi sedano, carota e cipolla. Poi ci sta il pan grattato, questo del Conad, ho preso io, voi potete prendere che cosa volete. E poi ci sta un macinato misto, cioè maiale bovino, quindi non volevo fare una cosa un po' più pesantuccia, diciamo così, va. Quindi diciamo che questi sono gli ingredienti per quello che voglio fare io, eh. Poi lo so, si fa col prosciutto cotto, col salame, col wurstel, poi ognuno, però io la voglio fare diversa, se no che sfizio ci sta. Quindi facciamola diversamente con ripieno di carne macinata, la provola tagliata però a julienne e il soffritto. Quindi andremo per prima a fare le patate, giustamente, quindi a bollire le patate e poi a sfriggere, diciamo, il soffritto con la carne macinata e diciamo, lo facciamo riposare. E poi man mano vi farò vedere poi nel video come la faccio io a modo mio, quindi per cambiare un po', per fare una cosa di diverso, per non fare sempre il gatto di patate o la pizza di patate come si dice, stile classico, wurstel, mozzarella oppure prosciutto cotto, cerchiamo di cambiarlo un po', quindi l'ho fatta tante volte così e mi piace la verità, quindi per cambiare un poco. E quindi andiamo a lessare le patate. Ecco qua ragazzi, ho preparato, ho schiacciato le patate, l'ho fatte belle, ho messo un po' di burro dentro e latte per farle diventare belle, come potete vedere ragazzi, diciamo bello pastoso, dai, cremoso. Poi ho unto già la teglia con il pane grattugiato, quindi margarina e poi pane grattato. Ecco qui ho fatto il soffritto con carne macinata mista con soffritto ed ecco qua sempre la scamozza tagliata a julienne, quindi scamozza bianca a julienne. Poi potete mettere mozzarella, diciamo che vuoi, fior di latte, poi dipende dai vostri gusti. Quindi andiamo a fare il primo strato con la patata, quindi facciamo uno strato basso di patate. Ecco qua ragazzi, abbiamo fatto lo strato di patate, adesso andiamo a mettere per prima, diciamo, eccola qua, la scamozza julienne, quindi mettiamo prima questo. Ecco qui, adesso mettiamo la carne macinata. Ecco qua ragazzi, l'ho bella schiacciata, adesso metteremo di nuovo la scamozza e poi copriremo con le patate e pane grattugiato. Ecco qua, adesso metteremo un'altra volta le patate sopra. Ecco qui ragazzi, è pronto, adesso dobbiamo mettere solo il pane grattugiato ed infornare. Ecco qua ragazzi, è pronta, adesso la dobbiamo solo infornare e poi vedremo come uscirà bene. Ciao a tutti, adesso la andiamo ad infornare. Ecco qua ragazzi, è terminata, adesso la facciamo raffreddare e poi la impiatto così vi faccio vedere come è venuta dentro. Quindi eccola qua, è pronta, quindi attendiamo che si raffredda un pochino. Ed ecco qua ragazzi, è terminata, come potete vedere. Quindi come sempre ragazzi, buon appetito a tutti e piatto pulito, e questo qua sicuramente lo pulisco. Ciao a tutti, guardate, è venuto bene, dai. Ciao a tutti e buon appetito.